14ª puntata. Esatto. 14 maggio, 14ª puntata. 14 maggio, 14ª puntata. Siamo già a metà maggio, ragazzi, fra un po'. L'estate sta esplodendo, poi c'è qualche temporale come in questo momento nella zona di Padova, ma d'altronde il tempo è quello che è e quindi noi comunque proseguiamo con il nostro cammino. Con 3 federazioni esatto, oggi. Quest'oggi abbiamo 3 federazioni e rappresentano un mondo importante che è il mondo delle arti marziali, un po' allargato, ma poi vedremo anche come, diciamo, le origini partono tutte dallo stesso punto. Allora iniziamo a presentare i nostri ospiti. Inizio io con Giovanni Francesco Lucchese, presidente FITA Triveneto. Grazie. Alla FITA, Federazione Italiana Taekwondo, quindi prende le prime 2 lettere del vostro sport. Italiana, sì, e poi Taekwondo, che significa arte, via di dar calci e pugni. Voi siete uniti con le 3 regioni del Triveneto, diciamo, quindi Friuli, Venezia Giulia. Veneto per ora, solo Friuli, Venezia Giulia. Allora chi è che è FITA? È una volta eravamo Triveneto, adesso siete Veneto. Allora, solo Veneto, Biveneto. Veneto Friuli. Un nostro amico già conosciuto al nostro pubblico è già venuto ospite con noi, che è Riccardo Chiumento, maestro FITA. Ecco, un applauso anche. Città del Piave, giusto? Città del Piave, allora invece siete voi che siete una federazione del Triveneto. No. Cioè, qualcuno è del Triveneto, la FICAM, allora, non lo so, siamo Veneto, si chiamava Triveneto. Federazione FITA Triveneto ce l'abbiamo, quindi va bene. Si è staccato il Tri. Qui ci sono vari cambiamenti, scopriremo. Vabbè, del Veneto noi ci va bene perché tanto il nostro programma è del CONI regionale del Veneto, quindi va bene così, era una mia informazione incompleta. Maestro, siamo già visti, ci vediamo ogni tanto, sempre con questo nugolo di ragazzi e ragazze che ti seguono. E che fanno risultati, perché siamo qua perché facciamo molti risultati, stiamo portando gli atleti del Veneto a livelli mondiali. Ecco, anche perché siete uno sport olimpico, una disciplina olimpica, quindi ci sono dei begli obiettivi da raggiungere. Esatto. Andiamo avanti con il nostro ospite. Con Andrea Missaglia, che è consigliere tecnico della FIPE Veneto. Un applauso, grazie. La FIPE invece è la Federazione Italiana Pesistica, anzi Federazione Pesistica Italiana. Federazione Italiana Pesistica. Sento il tempo anch'io un po', ecco. Quindi sei responsabile tecnico, salutiamo anche il vostro presidente che è Claudio Toninel, che non è potuto venire, ma ci ha mandato i saluti che noi ovviamente ricambiamo. Allora, la pesistica è una bella disciplina anche questa, con una grande tradizione tra l'altro. Sì, diciamo che tutto nasce, come aveva detto lei prima, ancora nel 1900, perché nasce dalla Federazione Italiana proprio atletica. Che io ho scoperto prima, parlando con lui, c'è la ragione per cui si chiama atletica leggera, perché la pesistica era l'atletica pesante. Esatto. Quante cose si imparano. Vabbè, dopo ci raccontiamo un po' di cose, visto che abbiamo, forse non dobbiamo correre tanto quest'oggi come al solito. Parlare un po' di più i nostri ospiti. Abbiamo Giovanni Bassanese, che è il delegato provinciale FIPE di Vicenza. Bene, un applauso anche a Giovanni, che vedo è sportivizzato in tuta, quindi mi sa che questa ancora gareggio ancora. Ecco, una passione e anche una competenza anche sul campo. Maestro magari anche di qualche campioncino che abbiamo qui in studio oppure no? Sì. Vabbè, dopo andremo a conoscere anche a loro, così ce li presenti. Passiamo da quest'altra parte. Cambiamo federazione, adesso andiamo alla FIGILCAM, abbiamo Giosuè Erissini, presidente veneto della FIGILCAM. Grazie presidente, anche lui e anche altri amici sono già stati i nostri ospiti. Allora presidente, siete tutti schierati in quadro, non so se la regia vi ha già inquadrato, sembra proprio dei federali, siete tutti belli impettiti, però insomma una federazione che è una holding delle federazioni la vostra. Sì, allora innanzitutto ringrazio per l'opportunità, ecco, ringrazio l'emittente e ringrazio il CONI. Ecco, è necessaria una premessa, la nostra è una federazione complessa, articolata. Ecco, all'interno della nostra federazione ci sono 4 settori. C'è il judo, c'è la lotta, c'è il karate e le arti marziali. Ricordiamo anche le arti marziali. Ricordiamo le arti marziali, ecco, come arti marziali intendiamo il jiu-jitsu, l'aikido e l'MGA, cioè il metodo globale autodifesa.
Ecco, 2 di queste discipline sono discipline olimpiche. Ecco, purtroppo con rammarico devo dire che ancora non riusciamo a far immettere il karate, ma speriamo che questo avvenga a breve perché ecco, i numeri ci sono tutti. Allora, presentiamo il tuo vicepresidente, Certo. ma che è anche responsabile della Regione Veneto del karate, Emilio Roberto Baggio. Grazie. Grazie. Un applauso. Buonasera a tutti. Allora, è vero che insomma prude un pochino, c'è sta voglia di entrare nel Comitato Olimpico? Beh, non ci siete certamente già sì, come CONI, ma è già nelle discipline olimpiche. annoverato fra gli sport olimpici, non è ancora nel calendario delle Olimpiadi. E abbiamo sfiorato, diciamo così, l'accesso ai Giochi Olimpici nell'ultimo Consiglio del CIO subito dopo le Olimpiadi, come sempre, dove viene stilato il tabellone degli sport olimpici, perché tra l'altro rischiava anche la lotta, che è uno dei punti fermi dello sport olimpico, storicamente. Certo. E il karate purtroppo non c'è entrato, ma ci sono tutti i presupposti per per le Olimpiadi del 2024. Ormai Ecco, quindi ci noi siamo. Sappiamo Ci che siamo. anche abbiamo dei grandi atleti anche in Italia Certo. in questa disciplina, che in giapponese si chiama Karate? Karate, No, non è che si chiama, cioè, lo diciamo si karate. dice più così karate, noi che siamo occidentali diciamo karate. karate, va bene. Allora andiamo avanti invece Andiamo con avanti l'altro. con un altro vicepresidente invece settore judo, che è Giuseppe Casellato. Eccolo qua. Grazie Giuseppe. Invece il judo abbiamo avuto anche dei titoli olimpici, insomma Sì, nel judo sì, l'Italia ha già dimostrato. Titoli olimpici, sì. Come siamo messi nel Veneto con gli Adesso, atleti? no, col Veneto con gli atleti ci sono dei bravi atleti che già quest'anno nelle categorie cadetti e juniores hanno, diciamo, conquistato parecchie medaglie, hanno fatto podio parecchi atleti. Adesso non li sto a nominare perché magari me ne scappa qualcuno, poi si offendono. Comunque i risultati sono buoni e diciamo il Veneto è in crescita. Bene, visto che abbiamo un maestro anche di atleti che sono presenti, che hanno Di campioni, che e sono campioni, presenti, tra le esatto, altre che hanno cose. già vinto qualche bel titolo italiano, allora Sì, non Fabrizio solo. Gazzignato, maestro di judo, grazie. Allora, abbiamo fatto questo bel giro, maestro, dopo ci presenti gli atleti. Per chi cominciamo, perché qua bisogna fare pari o dispari com'è. No, mi interessava però se possiamo approfondire quel Tornare sulla concetto storia. della storia, perché si diceva che nasce un po' tutti insieme, insomma, siete un po' nati tutti insieme con le discipline della lotta, dei pesi, ce lo racconti un po'? Sì, diciamo che la Andrea. federazione nasce ancora nei primi del Novecento, nel 1900, e come federazione italiana di atletica. Diventa poi nel 1933, mi pare, Federazione Italiana Atletica Pesante. E poi più avanti si aggiunge la lotta lotta e pesi e judo. Quindi è stato un po' il judo la prima che poi che non so se si può definire arte marziale, c'è un po' di vero, non è proprio un'arte marziale, è una disciplina sportiva che comunque si è aggiunta la pesistica, la lotta e il judo. E poi nel 2000 c'è stato un cambio proprio abbastanza importante. Si sono staccate le due federazioni, una è diventata FILCAN come adesso ancora e si è staccata la pesistica, che si è chiamata in primo momento Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica. Stiamo vedendo delle immagini che ci avete portate, poi magari qua sono i campionati esordienti. Qui abbiamo anche un ragazzo che ha fatto il terzo posto, esatto, Giosuè Baldissera. E poi, questo è recente, nel 2011 la nostra federazione ha cambiato un'altra volta nome, è rimasta comunque sempre legata ai pesi, è diventata FIPE, Federazione Italiana Pesistica, che abbraccia un po' tutta quanta quella che è l'attività con i pesi. E Riccardo invece il taekwondo, anzi tutti e due perché siete insomma esperti della materia, quando entra in gioco, come mai diciamo è stata fatta questa scelta di
di farlo diventare sport olimpico? Chi mi vuole rispondere? Vado io? Vai. È diventato innanzitutto... Vediamo se è preparato. Sì. Perché è giovanissimo, quindi magari... Diciamo che il Taekwondo per la prima volta appare sul palcoscenico olimpico a Seul 88 come sport dimostrativo. Dopo nel 92 a Barcellona, Italia, con Doriano vince una medaglia d'argento. 80, quando siamo adesso? A 88 Doriano vince l'argento, nel 92, a Barcellona 92 c'è stato Mattacera che ha vinto il bronzo, sempre come sport dimostrativo. Dopo anche Atlanta? Atlanta no, è entrata nel 2004 come sport olimpico ufficiale, non ha fatto in tempo a presentare l'organizzazione ad Atlanta, ma siamo stati presenti per la prima volta a Sydney 2000. L'Italia sia a Sydney che poi ad Atene non ha portato medaglie come Taekwondo Italia, però già da Sydney il movimento ha impressionato il CIO, che gli è piaciuto, che gli ha confermato, perché poi il movimento non siamo ai livelli del karate mondiale, però abbiamo sempre... Ti ricordi l'anno scorso abbiamo fatto la domanda il rosso e il blu, no? Il rosso e blu, sì. Bravo. Infatti adesso forse magari la regia ci manda delle immagini, vediamo abbiamo proprio delle immagini perché abbiamo 3 federazioni, quindi bisogna... Comunque ecco, siamo entrati anche confermato anche per Giappone 2020 come sport olimpico. Quindi fino al 2020 siamo tranquilli. Questi qua sono, questi sono filmati dei mondiali a Puebla in Messico, dove ha partecipato un atleta veneta, Erika Nicoli, del Taekwondo Schio. Quindi è un... E come siamo messi nel Veneto? Siamo messi bene. Le nostre squadre, quante società abbiamo, poi quanti praticanti maschi e femmine? Come comitato siamo 920 iscritti per un totale di 24 società e siamo in forte crescita. Parlavo prima con la sua collega Alessandra, stiamo coprendo pian piano tutte le province. Perché io chiedevo Padova, guardando il sito della federazione, non compaiono. Non compaia, però c'è una sede distaccata e siamo veramente sta crescendo. Ottimisti. Allora, le caratteristiche peculiari della vostra disciplina sportiva, cioè chi vince e perché? Vince chi fa più punti. Il gioco Vince chi fa più punti con delle regole. È entrata a far parte come sport olimpico perché si è autoregolamentata, ha fatto dei regolamenti dove non ci sono pugni al viso, sembra assurdo dirlo, non c'è violenza. C'è anche KO system, esiste KO system, però non è uno sport violento. La peculiarità che comunque c'è il contatto, il contatto è pieno, c'è KO system e abbiamo adottato le protezioni, caschetti, conchiglie, corpetti, paradenti, abbiamo una serie di accortezze per la salvaguardia dell'atleta. Con mani e piedi? Si colpisce al corpetto con le mani e i piedi e al viso si può colpire anche con i piedi. Solo con i piedi. Il corpetto è comunque tarato in base alla categoria di peso. Sono corpetti elettronici. Corpetti elettronici, ecco, questa è una grande peculiarità. Cioè, un po' insieme, vorrei dire, banalmente, il pugilato, perché comunque c'è uno scambio fisico, ma anche la scherma, per esempio. È molto più simile alla scherma. Perché c'è un tiro, la distanza. La scherma ha adottato, se vogliamo, lo stesso sistema dei corpetti elettronici del Taekwondo. Ha visto strada. È andato a pari passo, perché anche la scherma cercava di togliere il fattore umano, la decisione umana degli arbitri, e noi, orgogliosamente lo dico, siamo riusciti a portare questo fatto che gli arbitri incidono nel minor modo possibile sulla gara. Il fattore umano è ridotto a un 30%. Infatti anche questa è una cosa noi cerchiamo sempre quando ci sono gli arbitri, quindi persone che giudicano, che danno comunque, insomma, che possono dare un peso.
insistiamo molto e vediamo che le federazioni sono molto impegnate per creare generazioni di giudici e di arbitri all'altezza della situazione. Purtroppo l'errore umano ci può stare, quindi ovviamente in questo caso qui è stato proprio... Se avete visto i filmati ci sono quelle corazze con i pallini, sono le corazze elettroniche, e i piedini hanno i sensori, perciò è un sistema a pressione ed elettronico, sono doppio controllo. Bene. Rissini, qui parliamo di tecnologia, invece nei tuoi sport, nei vostri sport, siamo come erano 50 anni, 100 anni fa? C'è qualcosa che è cambiato nelle vostre discipline sportive, in particolare ovviamente judo e karate? Insomma, certo ci si evolve anche nel judo, nel karate e nella lotta, però ecco, voglio dire, a differenza per esempio parlo adesso del judo, ecco, nel judo agonistico competitivo, judo olimpico, non sono ammessi colpi, non sono ammessi pugni, calci eccetera, ma sono ammesse soltanto tecniche di proiezione, tecniche di controllo, quindi si vince l'incontro con una tecnica per il pong, il cosiddetto il pong, giusto quando una tecnica ha determinate caratteristiche, oppure controllando l'avversario. Come controllarlo? O con una immobilizzazione, oppure mediante una, diciamo così, una leva articolare, senza ovviamente rompere niente, perché quando l'avversario sente che fa male non si gioca più. Esatto. Oppure con un soffocamento che è messo soltanto, diciamo, al collo. E devo dire che dal punto di vista arbitrale anche il judo si è evoluto, quindi adesso per esempio ci si adotta del car system. Dopo magari potrà essere più preciso il mio vicepresidente per quanto riguarda questo, però ecco, voglio dire anche qui, a parte, diciamo, il continuo aggiornamento dei giudici che devono stare al passo con i regolamenti eccetera, perché ci si aggiorna, ci si evolve sempre di più, ecco, c'è l'ausilio adesso di questo strumento dove se il giudizio del giudice dovesse essere contestato, c'è subito diciamo, questa possibilità di rivedere l'incontro immediatamente e di intervenire per la tutela. Come la famosa moviola che nel calcio non vogliono adottare. E c'è sempre questo contatto. Questo c'è anche nella scherma, anche nel video replay istantaneo. Ormai la moviola credo che entrerà un po' in tutti gli sport perché c'è sempre più necessità. Per quanto riguarda la lotta, direi che siamo rimasti sulla tradizionale, ecco, ci sono le due specialità, lo stile libero e la greco-romana. Ecco, e per quanto riguarda il karate, e poi sarà più preciso, ecco, il vicepresidente del karate, però ecco, anche lì ci sono delle innovazioni, sono state adottate delle misure di sicurezza, quindi le protezioni, cambiate le regole, questo proprio per, diciamo così, per la tutela, ecco, arrivare al massimo della tutela, tutelare gli atleti in maniera che, ecco, non ci siano incidenti o traumi. Maestri, chi mi risponde? Anche maestro di judo? Anche maestro di judo, perché abbiamo un campione qua, io vorrei anche andarlo a presentare, semmai. Se la regia ce lo lascia fare. Se la regia ce lo lascia fare, volevo presentare anche Stefano Amoregola, che è un campione europeo e italiano, nonché bronzo ai mondiali. Facciamo un applauso a Stefano. Allora, maestro, io volevo solo dire questo. Judo, io per quello che posso ricordare e abbiamo visto, ha un grande fascino, cioè questi sport orientali, chiamiamoli così, in particolare questi che hanno origine giapponese, sono sport in cui c'è veramente c'è un protocollo, una tradizione, si sta a determinate regole che sono ancora prima di cominciare. E questo ha anche un po' il fascino del judo in particolare. Sì, il judo è un metodo di vita sostanzialmente. Oltre a uno sport, però è proprio un metodo di vita, un modo di comportarsi. Noi abbiamo avuto la conferma diretta andando in Giappone, siamo andati in ottobre, siamo stati a Kyoto ai campionati mondiali e siamo rimasti un po' anche noi sorpresi che in realtà quello che noi facciamo in materassina, quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, il comportamento sulla materassina, il saluto, l'inchino, il rispetto, certo, eccetera, in Giappone è vita, è metodo, cultura,
e perciò questo ci ha entusiasmato ancora di più a continuare a dire che il judo in realtà è veramente un metodo di vita. Bene, allora io do la linea alla regia per la pubblicità, Stefano, ci parliamo dopo, così ci racconti questa esperienza. Grazie.